Ecco, torniamo di nuovo all'ennesimo memento che parla delle banche. Le banche purtroppo sono venete in particolare, che erano banche che apparentemente erano solide e che avevano una clientela molto importante per l'economia del Veneto, sono saltate. Sono saltate e hanno trascinato dietro una situazione veramente terribile e veramente incomprensibile. Mi sembra che ci sia un totale silenzio da parte della magistratura, che speriamo che rapidamente prenda in mano la situazione, perché chi viene colpito da una disgrazia di questo genere ha anche il diritto di avere giustizia, e in questo momento ancora. E se scadono i termini di prescrizione, il signor Zonin se ne va ridendo e cantando. Allora, quello che noi continuiamo a ripetere, e speriamo che questa repetita iuvant possa stimolare un certo tipo di evoluzione della magistratura, continuiamo a farlo. Certo. Adesso torniamo invece a quello che questo governo, nonostante se ne parli in tutte le maniere, mi pare in maniera tragica, cerca di fare per rimediare a questo danno che è stato fatto chiaramente dalla politica precedente, perché ricordiamo che se non c'erano certi interventi a livello governativo probabilmente non c'era necessità che le banche saltassero. Ecco, quindi Tullio, vuoi certo, questo è un altro capitolo di una telenovela, possiamo definirla una triste telenovela, sì, che ci racconta come noi viviamo certamente, soprattutto vivono i risparmiatori che sono rimasti truffati in questa vicenda, che stanno vivendo momenti di difficoltà, anche pensiamo a piccoli imprenditori, artigiani e quant'altro, che avevano investito i loro soldi all'interno di queste banche. Ma non solo i singoli, si riflette sull'economia di tutto il Veneto e delle regioni attigue. Certo. Noi di questo parliamo questa sera con Patrizio Miatello. Buonasera. L'associazione Zelino da Onara. Voi, lo dicevo prima della pubblicità, ieri c'è stato un incontro a Roma, un incontro che si è reso necessario perché comunque il nuovo testo che era stato presentato o che si stava valutando aveva ancora delle ambiguità. Che cosa è successo allora? Ma diciamo, intanto io vorrei chiarire che quello che si sta evolvendo è positivo, al di là di questi inconvenienti tecnici che purtroppo fanno parte della storia italiana. C'è una piccola differenza, che prima i cittadini, il popolo, non se ne accorgevano, e quindi se anche la volontà politica esprimeva un'intenzione positiva, alla fine questa volontà si è trasferita in un testo di legge che ha delle ambiguità, poi può portare al contrario della volontà politica, e chi ne ha sempre pagato siamo sempre stati noi. Quindi ieri io sono convinto che è stata una grande giornata per questo punto di vista, perché noi dobbiamo partire da un cambiamento all'interno di tutti noi, perché quello che pensavamo e facevamo dobbiamo metterlo in discussione. Io l'ho vissuto personalmente e mi rendo conto che bisogna cercare prima di cambiare se stessi e dopo pretendere che gli altri cambino, no? Ieri la volontà del governo ha dimostrato di essere al 100% coi cittadini. Perché? Perché l'ambiguità che è stata creata in quel testo di legge, nonostante confermasse quello che avevano promesso, attenzione, però questi algoritmi di testi di legge con tutte le virgole, e in pratica se non c'era quel chiarimento che c'è stato, si rischiava che quel testo andava
Era inapplicabile. Era, diciamo, inapplicabile, in sostanza non dava quello che erano le promesse e gli impegni dati. Rendeva difficoltoso comunque l'accesso alla... Sì, e quindi da un certo punto di vista i primi a essere penalizzati erano anche i politici, perché voi avete detto una cosa sacrosanta. Qua purtroppo si parla di famiglie, si parlano di imprese, di economia, quindi del modello nord-est che è stato compromesso, che fortunatamente, e questo io lo dirò sempre, tutta la politica per forza di cose se ne è resa conto già, diciamo, in precedenza. Certo che il danno che è stato fatto è incalcolabile. Questo fondo che è stato creato, che è, secondo me, ma non secondo me, è unico al mondo, perché ricordiamo che questi risparmiatori che erano soci di cooperative sono stati trasformati loro malgrado in azionisti. Quando tu sei azionista hai il rischio e non puoi più pretendere niente. Quindi è stato creato un fondo unico al mondo che paga gli azionisti. Anzi, corresponsabili. Anzi, sei corresponsabile di quello che la banca ha fatto di male. Infatti, il problema delle cause, che dopo io per carità, io ho il mio pensiero della giustizia, la giustizia non funziona e tutto da cambiare, perché non c'è niente da fare, come ha detto lei. Al di là di questo, quindi speriamo che vada avanti, ecco, però ieri sono state individuati questi punti di criticità. Quelle che erano le vostre richieste sono state accolte. Cosa avete chiesto? Sì, noi abbiamo chiesto, allora praticamente per quanto riguarda la semplificazione dell'accesso al fondo, praticamente inserire il concetto che questa è una truffa colossale di massa e non deve essere una vergogna o non è scorretto dire che è truffa, perché è stata già constatata dalla commissione d'inchiesta parlamentare. Quindi quando c'è una truffa colossale di massa crea delle vittime, se ci sono delle vittime non serve una sentenza che condanni qualcuno per dire che c'è una truffa, perché questo è un evento di massa, una catastrofe che ha fatto delle vittime, che sono i risparmiatori a cui è stato espropriato il risparmio. Detto questo, se c'è questo concetto, io devo legarmi alle procedure penali in corso, quindi l'arbitro che mi controlla deve prima di tutto tenere presente tu chi sei, un risparmiatore che ha subito la truffa, poi andrai a guardare col civile se effettivamente è un risparmiatore oppure se aveva investito, era speculatore, perché per carità pochi ma ci sono, certo, ma il 99% sono risparmiatori. Questo è il primo punto, quindi aggiungere il reato penale e la possibilità che la Consob si vada a prelevare i documenti dalle procure. Ma diciamo però una cosa, almeno da quello che io sono riuscito ad analizzare, che i veri speculatori, caso strano, se non sono usciti per tempo. Mi pare che uno di questi all'ultimo momento se n'è uscito e si chiamava Bruno Vespa. No, lo può dire perché con 5 milioni mi pare aveva investito, non vorrei sbagliarmi, 11 milioni. 11, ecco, allora sono stato perché anche c'era cauto. Il figlio e anche la moglie. Ecco. Quindi Bruno Vespa, che noi abbiamo, io invito sempre a fare una donazione all'associazione, perché noi ci siamo autofinanziati con i risparmiatori. Allora, come ha fatto Bruno Vespa a uscirsene per tempo all'ultimo momento? Erano 11 il gruppo, vede la percezione che noi non abbiamo. Ma che come invece Vespa ce ne sono migliaia? Ci sono tante vespe, sì. È un vespaio. È un vespaio. E quindi questi vespai non è che possono, perché avanzano magari altri 800.000 euro di azioni, pretendere di accedere al fondo. No, ma attenzione, perché se la banca che non hanno voluto far fallire avesse fallito, allora c'era la revocatoria a Bruno Vespa degli 11 milioni di tutte le vespe che se ne sono ma non andate. È escluso, perché
Dico resta perché tutti lo conoscono, poi no, c'è ma anche Tony la liquidazione coata, i liquidatori potrebbero farlo ancora, lo abbiamo suggerito al governo, perché giustamente c'è gente che è riuscita a fare, diciamo, portarsi a casa i soldi. Allora, detto questo, però, questo è stato il primo punto. Il secondo punto è quello che dell'informazione successiva all'acquisto. Perché? Perché se io devo dimostrare, perché di fatto devo dimostrare che c'è stata questa violazione, tu non mi puoi mettere una persona che ha acquistato i titoli, le quote 30 anni fa, perché non era legittimato, la legge non diceva che eri obbligato a informare, quindi molte persone vecchie, i soci vecchi, non hanno queste caratteristiche, quindi noi abbiamo detto aggiungi anche l'informativa errata e successiva all'acquisto, quindi comprende tutto. Quindi, ma questo lo volevano fare, solo che mancando queste paroline venivano levati via. Dopo c'era. È certo che quando avete visto il testo, ma a lei sono venuti i capelli ricci. Sì, io ho subito pensato, siccome ho avuto l'esperienza, purtroppo o per fortuna, di andare su a Roma qualche centinaio di volte per il fondo, quindi sinceramente in queste situazioni ci siamo trovati più di qualche volta, avanti e indietro, MEF, Consiglio di Stato, eccetera. Quindi non era per me, è ovvio che uno che pensa, appena parlato col MEF e poi vede questo, che magari non ha l'esperienza che possono succedere di tutto e di più, le famose manine, birichine, ecco, quelle ci sono, non c'è niente da fare, comandano loro. Detto questo, siccome noi ormai ci scherziamo anche sopra, abbiamo fatto questi punti. Il punto che il 30%, siccome è legato ai conti dormienti, i conti dormienti che questo governo ha avuto la forza e il coraggio di risvegliare, siccome hanno un valore che non si sa quanto sia e che sicuramente dovranno legittimare, perché il conto dormiente va dormiente perché qualcuno non avvisa il legittimo proprietario che è un risparmiatore, attenzione, quindi se andiamo a vedere non ci dovrebbe essere, come non c'è in tutta Europa, che esistono i conti dormienti, ma se io non vengo avvisato erede o non viene avvisato chi si dimentica, quei conti dormienti restano là. Detto questo, ma diciamo che le banche svizzere sono brave a fare queste cose, loro sono specializzate. Ecco, detto questo, siccome io perché ho avuto un fatto personale, ero molto preparato su questo, diciamo, problema, e avevo individuato anche nelle assicurazioni i 145 miliardi negli ultimi 4 anni, e io cosa ho fatto? Li ho dati al governo. Quindi ho dato questa soluzione, fortunatamente Daniele Pesco all'epoca ha fatto l'interrogazione, e lì da poco a poco, con tutti i contrasti del caso, perché attenzione, andare a scoperchiare miliardi creano comunque problemini, no? Certo. Detto questo, siamo arrivati ad oggi. Allora, siccome che è un fatto reale che esistono i conti dormienti, noi diciamo, chiariamo che è un acconto. Allora, è ovvio che noi abbiamo sempre chiesto il 100%, però dobbiamo anche renderci conto che questo potrà non essere possibile. Certo. Quindi nel momento in cui un risparmiatore viene rimborsato in maniera soddisfacente, noi ci auguriamo il massimo, ma tu non mi puoi mettere un'indecisione in questo. Il 30% deve essere considerato un acconto. Sì, ecco, ricordiamo ai telespettatori, perché la proposta, insomma, quello che viene avanzato è per un certo numero di risparmiatori che hanno determinate caratteristiche la possibilità di ottenere praticamente in tempi rapidi un rimborso del 30%, un ristoro. Sì, il 30%, che però questo 30% in sostanza è un acconto.
Allora, questo doveva essere specificato. Questo doveva essere specificato. Ieri, dopo questa richiesta, addirittura la bontà di questo governo si è dimostrata in una reazione immediata che hanno aumentato la posta. Quindi hanno già aumentato dicendo: signori, state tranquilli, questo è un 30% d'acconto, abbiamo già pronto un altro miliardo dai conti dormienti che verrà inserito e porterà circa un 45%. Quindi si alza la quota. Ecco, dopo c'era un altro problemino, c'è il cronologico famoso che deve essere inserito su un fondo di ristoro, perché se non c'è il cronologico si ferma, quando finiscono i fondi si deve fermare. Però se tu non mi specifichi il modus operante del cronologico, quindi una graduatoria di... Cosa succede? Che il primo che accede, se dopo questo qua blocca perché devono fare il Consob, la CF Consob, mi blocca tutto il resto, e magari questo qua che magari tu vai a verificare destra e sinistra passa 1 anno, 2 anni, 3 anni, arrivare a 300.000, arrivederci. Quindi è stato chiarito questo punto, che è molto importante. Poi la cosa, quella che secondo noi gliel'abbiamo consigliato di non fare, era stato il fatto che uno rinunciava, come accedevi al fondo, rinunciavi a far causa. Sì. Allora, al di là che uno possa o non possa, noi abbiamo detto: ma scusa, se tu mi dai il 30% non puoi pretendere che io rinunci al 100%, posso rinunciare giustamente al 30%, ma il 70%, se io voglio andare contro Banca d'Italia, Consob, revisori, che ora ci sono le prove della responsabilità. Certo. Ecco, e quindi gli amministratori, tu non mi puoi bloccare. Ecco, allora questo sembra che è stato giustamente recepito, perché se passava questa legge, passava che, ammesso che pagavano il 30%, facciamo tutti i banchieri, birichini, facevano festa, perché tanto facciamo la bella truffa, non freghiamo i soldi a tutti, mala che vada, paga lo Stato il 30%, guadagniamo sempre il 70%. No, non va così, no? Ecco, questi qua erano i punti fondamentali. Ecco, ieri io sono stato il primo ad individuare, no perché voglio, però è la verità. L'importante è quello che è stato fatto. Ecco, è la verità. Il signor Zanini Terenzio di Montagnana, che fa parte di Credi Veneto, Banca Credi Veneto, che è stata cancellata il 7/5/2016, è dentro il fondo. Quindi potranno accedere al fondo. Banca Padovana, dell'Alta Padovana di Campodarsego, sono dentro il fondo. Banca di Paceco, Trapani, e Banca delle Province Calabre. E io ho avuto semplicemente, grazie a Zanini e Terenzio, che mi ha chiamato perché erano disperati, perché non riuscivano a venire fuori cause, questo, quell'altro, non gli hanno detto niente. Io ho visto gente che piangeva e insomma mi hanno mandato le carte il giorno stesso, ho mandato le carte a Bettiolo, ho detto: professore, non so se sono in balla io, ma qua questi sono dentro il range di tempo della legge, e così è stato. Ieri ho dichiarato che sono come rappresentante di Credi Veneto, Banca Padovana, Paceco e Calabre. Quindi anche queste 24.000 persone avranno la possibilità almeno di portare a casa qualcosa. Ecco, io dico questo perché, attenzione, oggi vedete la cronaca, c'è stato una persona che ha sparato a uno che è andato. Ecco, io dico, purtroppo siamo arrivati a questo punto, non è possibile, ne veniamo fuori, perché ormai tutti abbiamo perso la fiducia che le cose non possono cambiare. Secondo me le cose possono e devono cambiare. Ecco, Minatello, quindi lei diciamo, tra virgolette, vuole essere ottimista. Certo. Che cosa succede adesso? Come vi siete lasciati? Allora, ci siamo lasciati che praticamente viene praticamente già il MEF ha scritto che venga preparato questo emendamento, che deve essere
unificato fra le associazioni, quindi le associazioni, volenti o nolenti, questo è il momento di lasciar perdere critiche o cose, ora è il momento di fare gli interessi dei risparmiatori, gli interessi dell'economia veneta, ma anche dell'Italia e dell'Europa, perché guardate che se non arriva questo fondo è un rischio che è enorme, quindi deve partire questo fondo. Ci sono persone che col fondo possono monetizzare subito, perché chi ha un decreto ingiuntivo che è stato trasformato in debitore può davanti a un giudice a fare opposizione, dicendo sto aspettando il fondo, giudice, sono solvibile, sospenda l'esecuzione e non portano via la casa, non serve che gli spari al perito, quindi ci rendiamo conto, salviamo imprese, quindi quello che ha fatto questo governo, ecco, è un altro punto. Ci sono quelli che hanno transato, quindi con una transazione tombale sono dentro il fondo, quindi vengono postergati, quindi dopo degli altri arriveranno dopo, ma però voi capite che quella povera gente che l'anno scorso aveva magari 50.000 euro e aveva bisogno di 7-8.000 euro per andare avanti, è stata costretta ad accettare, quella con un miracolo rientra. E quindi sono 80.000 persone, signori, ma ci rendiamo conto cos'è questo fondo. E quindi io sono solo una persona normale, come dobbiamo essere tutti fiduciosi che questo cambiamento ci sia veramente, e io consiglio anche a tutta la politica di fare un cambiamento interno, anche l'opposizione. Guardiamo i fatti, non buttiamo sempre, perché adesso o ce la facciamo tutti o non ce la facciamo nessuno. Certo, la situazione è rischiosa. Bene, noi continueremo a seguire anche... Intanto grazie per l'attività che sta svolgendo, perché è importante. Siamo in tanti comunque. Come? Siamo in tanti, siamo una bella squadra. Sì, ma intanto lei si dà da fare, e tutti quelli che si stanno muovendo in questa direzione, che riescono a cambiare e stimolare la politica a trovare una soluzione. Le soluzioni ci sono se c'è la volontà di risolverle. Quindi intanto ringraziamo lei a nome di tutti, ringraziamo tutti quelli che si adoperano e ringraziamo i correntisti che hanno la pazienza di aspettare. Aspettiamo sempre la magistratura che sia più rapida, ma soprattutto diamo un suggerimento che gli estremi ci sono, perché questa sia una attività da considerarsi, quella delle banche, di stampo mafioso. Allora la decorrenza dei termini verrebbe meno, e allora a questo punto le cose si rimetterebbero seriamente in discussione e qualcuno dovrebbe pagare seriamente, se no rischiamo che tra un paio di anni vengono tutti assolti per decorrenza dei termini. Grazie. Grazie Patrizio Miatello. Salutiamo Patrizio Miatello, però con i telespettatori invece abbiamo ancora un breve, chiamiamolo così, appuntamento, no? Perché allora, che rimanga con noi, così sente anche lei. Allora, la questione è legata ai problemi di Venezia, quindi il Mose, le grandi navi e quant'altro. Questa settimana è arrivato il ministro Toninelli, che era in visita alle zone disastrate dal maltempo, di cui parleremo tra pochi minuti. Toninelli è arrivato e ha incontrato anche il sindaco di Venezia, Brugnaro. Allora sentiamo cosa ha detto Brugnaro dopo l'incontro con Toninelli. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato un po' di tutto. La Venezia ha braccia aperte e sufficientemente grandi per riuscire a spiegare quali sono i progetti che da tanti anni sono sul tappeto: Mose, salvaguardia della laguna, tutto il tema della legge speciale del turismo. Questi sono i temi che un po' gli ho rappresentato molto velocemente. Gli ho dato anche una documentazione che avevo ovviamente preparato, anche per dare continuità amministrativa a quello che stiamo facendo. Poi ci rivedremo con calma appena è possibile per poterli affrontare uno a uno, insomma. Io sono disponibile, la città è disponibile, io gli ho prospettato alcune cose, lui se le guarderà e poi mi sembra un modo corretto di procedere, insomma. Sottolineerei lo spirito comunque di collaborazione, mi auguro che sia un buon inizio.
Ecco, bene, un buon inizio. Consegnata tutto il malloppo, Toninelli ha detto adesso li guardo, adesso tra qualche settimana, qualche mese ci ritroveremo e decideremo. Insomma, come dire, i problemi di Venezia possiamo rimandarli al 2019. Cosa dici, Armando? Ma non è che, d'altro canto, sono problemi centenari quelli di Venezia. E sono diventati talmente una normalità che il senso di tragedia che subisce tutta la città e i cittadini non viene nemmeno più percepita. Venezia è così e così va avanti, poi speriamo che me la cavo. E questo è veramente un concetto di cultura inesistente. Abbiamo una città che vengono da tutto il mondo, forse anche i marziani arriveranno tra poco per vedere Venezia, e non riusciamo a gestirla. Non solo, ma sarebbe già poco se dicessimo non riusciamo a gestire Venezia perché è complicata, no? La peggioriamo, cioè ci mettiamo di tutto per farne di peggio. Quindi le grandi navi che dragano i grandi canali, che succhiano fuori la terra su cui è piantata, il fango su cui è piantata Venezia, e si crea un vuoto sotto Venezia, per cui un po' alla volta anche le palafitte non potranno più tenere, e questo è scientifico perché abbiamo avuto docenti universitari che ci stanno spiegando questo fenomeno. Allora questa è una cosa non grave, gravissima, e si incominci a impedire determinati fenomeni. Allora, in nome del denaro, che poi non rimane a Venezia, le grandi navi sono multinazionali, dietro c'è chissà quali grandi interessi, no? Che inquinano Venezia, perché una grande nave è pari all'inquinamento che fanno 10.000 automobili. Per cui se voglio intossicarmi vado a farmi una crociera. E allora il problema è: diamo un bel taglio, avere il coraggio di dire dovete star fuori, se no volete entrare, pagate pegno. Non si può entrare gratuitamente, perché con quei soldi che le crociere, che portano 3-4 mila crocieristi, non possono entrare gratuitamente. Io se vado a Pompei pago il biglietto. Venezia, non voglio fare paragoni, ma è 10.000 volte rispetto a Pompei, rispetto a tutta la storia che ha avuto e che ha, e soprattutto quello che è importante perché Venezia possa sopravvivere è il ripopolamento di Venezia. Noi stiamo spopolando Venezia per ragioni economiche, e quindi sulla economia il denaro prevale su quello che è la vita di una città, e quindi la sta demolendo piano piano, e tutti gli interessi non sono dei veneziani, gli interessi sono quelli che stanno fuori di Venezia, che sfruttano Venezia. Allora il nostro sindaco di Venezia prenda atto di quello che sto dicendo, lo faccia proprio, che fa sempre un gran passo avanti, e non affidi al neo, per carità, ha fatto bene a affidare queste problematiche a un ministro, ma siccome è sindaco ha titolo per cominciare a prendere delle decisioni. Io ricordo che quando fu eletto disse: trasformiamo il Mose in una pista ciclabile. Poi ne si sono accorti che sta sprofondando, eccola qua, ce l'abbiamo, quelle cavità che noi stiamo vedendo adesso, di lì i ciclisti potevano andare avanti e indietro. Come carattere. Sì. Dovrebbe... Ecco, quindi questa è la situazione in cui oggi noi ci stiamo trovando. Abbiamo bisogno di referenti come a Roma, che hanno accettato questa evoluzione del rimborso delle banche, così si prendano l'onere di risolvere questi problemi. Certo. Bene, chiudiamo qui questa nostra pagina, questa nostra rubrica del Memento. Adesso diamo un attimo in pubblicità per i telespettatori, ma tra poco torneremo e ci occuperemo invece del disastro che ha colpito il nord-est e non solo il nord-est. A tra poco.